Blindo Studios presenta. Che c'è? Ah, ma è il sondaggio. Bene, cari amici del vostro caro Dolce Amaro, G, ecco, importante è quello. Ecco, direi che oggi sia il caso, visto che, sì, fra pochi giorni, domenica sera, dovrò farci una serata da Sasà, Sasà, sì, al Sasà Caffè, appunto, domenica sera. Ma pensavo di fare quel personaggio che mi era venuto così, che ha un'omonimia, Sasà, si chiama Sasà Cucù, come è venuto in mente Sasà Cucù. Sasà Cucù è un signore che si chiama Sasà Cucù, sì, e che telefona alle persone e intercala i suoi discorsi sempre con cucù, 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 sempre così. Non so perché, ma è così. Sai, a volte le persone, sì, certo, non c'è poco da fare. Quindi vado in un luogo italiano, in una città italiana, a fare un po' di cuculo, cioè a prendere per il culo, sì, ma quello è normale. Cucù, sì, è normale, sì, è. Che gli dico? Ma no, niente di particolare, l'importante è che. Pronto? Sì, pronto, signor, buongiorno, sono Sasà Cucù. Cucù, c'è signor Giancarlo? Cucù. No, non c'è adesso. Ma c'è Giancarlo? Cucù. E quando posso trovarlo? In Guarda, casa. non riesco a sentire niente. Quando, signora? Cucù! Sì. Quando posso trovarlo in casa? Cucù! Mi sente? Signora? Che è successo? Prima non mi sentiva, ora dovrebbe sentirmi, come mai? Bisogna chiamarla adesso, vediamo se si riesce, se si riesce. Cucù, Sasà, cucù, che ne so, vabbè. Si riesce a farci sentire, no? Da questa signora. La signora, però non credo che sia molto propensa, non è propensa, forse è anche un po' piuttosto, come si può dire, sorda, ecco. Vabbè, andiamo avanti, va. Che devo fare? Certo, è particolare il cucù, però come abbiamo visto in altre occasioni, il cucù unisce le persone. Uno dice cucù, l'altro risponde cucù, ed è già un modo di comprendersi. Pronto? Sì, buongiorno. Cucù, c'è il signor Alberto? Signor Alberto non è in casa. Ah, non è in casa? Cucù, quando potrei trovarlo in casa? Cos'è cucù? Cucù, come? Cos'è cucù? È un intercalare, purtroppo io ho questo intercalare non posso evitarlo. Cucù, mi viene, sa come? Sono un po' come il D'Alema col fufu, io faccio il cucù. Senta, io comunque sa come mi chiamano, proprio per questo mi chiamano Sasà Cucù. Sicché, senta, lei è il figlio? Cucù. Sì, mi può dare il suo nome per cortesia? Sasà Cucù. Io chiamo Sasà vuol dire Salvatore, viene da Salvatore. Mi chiamano tutti Cucù perché Cucù faccio così. Ma è buona questa. Ma lei non ha nessun intercalare, perché magari c'è chi dice sempre vero, oppure altre cose. Io dico cucù, non ci posso fare niente, la gente ride di me, ma io sono una persona molto seria. Cucù. Capisci? Posso lasciare detto qualcosa? Sì, ad Alberto, no? Cucù, mi sente? Può scrivere magari così se ne ricorda meglio? Sì, non si preoccupi, mi ricorda. Il nome Sasà Cucù, ecco che lui mi conosce così come Cucù, Sasà Cucù, ecco, gli dice esattamente questo. Cucù, cucù, cucù. Oh, mi raccomando, non uno di più e non uno di meno. Va bene. Va bene? Se li ricorda? Perfettamente. Può ripetermi il messaggio, per favore? Non si preoccupi. No, guardi, glielo ridico per sicurezza, Li conti. Cucù. Dato via, Erano 7, imbocillone, ma vabbè. Ma io mi domando, Dio, come le persone non capiscano una cosa così normale, no? Una persona dice mica, ti offende mica, dice cucù, è vero, non è un problema. Il messaggio qual è? È cucù, cosa vuoi che sia? Pazienza. Già. Oh, cucù. Sì, pronto, buongiorno. Cucù, c'è il signor Marino? No, veramente a lavorare io sono sua figlia. Ah, è la figlia? Cucù. Senta, quando posso trovarlo in casa per parlarci? Cucù. Come? Questa sera. Questa sera? Sì. Ma che bella vocina che ha lei, signorina. Ma è molto giovane,
Sì, abbastanza. Abbastanza? No, non è minorenne, maggiorenne. No, sono maggiorenne. Cucù! Mamma mia! Senta, sai, anche io sono maggiorenne. Cucù! Mi piacerebbe Ma con chi sto incontrare. parlando? Sì, sono Sasà Cucù. Mi chiamo così, Sasà Cucù. Sì. Io conosco Marino, suo padre, e mi ha parlato molto di lei. Io, insomma, c'è mia figlia qua, mia figlia là, mia figlia su, insomma, ha bisogno di un fidanzato. Mi ha detto Cucù, e io ho detto sì, quasi quasi, Cucù, me la fidanzo io. Ci fidanziamo? No, magari non è il caso. Perché? Comunque se vuoi parlare con mio Perché papà... Cucù? Perché Cucù? Come mai? Cioè, ma proprio lei non puoi è immaginare. già fidanzata? Cucù? Anche sposata magari, no? No, sposata no. Ah no, infatti, ma suo padre mi ha detto che non gli piace il suo fidanzato. Cucù! Non è vero. Ne cerca un altro, no, mi ha detto che proprio gli sta proprio qui sul Non è gozzo. vero, perché non l'ho mai Cucù! visto, Come? quindi non è vero. Vabbè, comunque io devo Cucù. andare adesso. Ma è quindi vero, se vuoi parlare con mio papà può sì, chiamare stasera. sì, sono il tuo fidanzato, insomma, il tuo nuovo fidanzato. Cucù! Vedrai, sarà bellissimo. Mi dirai Sasà e io risponderò cucù e poi Sasà, cucù, Sasà, cucù, Sasà, cucù, e alla fine un'esplosione meravigliosa d'amore e di sesso. Sì, complimenti, hai vinto il tuo fidanzato ideale. Fantastico. Cucù! Va bene. Vedrai come cuculerai anche tu. Ecco, e tu attenzione, perché c'è cucù e cucù, attenzione, perché c'è chi dice cucù, cucù, e chi dice cucù, cucù. Cioè, se io faccio cucù, va tutto bene, se faccio cucù, ti devi rigirare. Certo, Ti però devi io non ho- rigirare, Sì, no, io nel senso non ho tempo per stare al telefono in questo Sì, momento. ma sì, capisco, cucù, ma ci vedremo, avremo tanto tempo per stare insieme, bene, quando saremo d'accordo. fidanzati. Lascialo Arrivederci. intanto quello lì. Cucù! Buona giornata. Anche a te tesoro, a Grazie. presto amore. Arrivederci. Cucù. Vedi come si fa presto a trovare una fidanzata. Hai bisogno di una fidanzata? Ma c'è la figlia di Marino e te la fidanzi. Te la fidanzi? Bello, te la fidanzi. Vabbè, cucù. Vabbè, andiamo, perché bisogna far così nella vita. Se no poi uno dice, ma non ci ho mai provato, ma magari uno ci prova e ci riesce anche. Sì, cucù, sì, ma certo. Però la signorina non ha detto niente del cucù, proprio niente. Si parlava normalmente di fidanzamenti, però del cucù non ha detto niente, cioè per lei sembrava normale. Pronto? Pronto? Cucù, chi è? Pronto? 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 Francesco? Cucù? Sì. Cucù, pronto? Francesco? Questo arriva dopo, insomma, sempre in ritardo, Non no? tocco bene. Come i treni. Pronto? Cucù? Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Prendi la coincidenza, cerca di arrivare in tempo. Senti, Francesco, cucù, mi senti? Sì, ora, dopo 3 ore, risponde. Francesco! Pronto? Era Che ancora lì. cosa succede? Ma come che cosa succede? Cucù, Francesco, è 3 ore che cerco di parlare con te, ma te non rispondi a tono. Come si fa ad andare avanti? Francesco? Sì, Oh, già va meglio. Cucù, senti, come stai? seduto. Ah, ecco, ma io intendevo come stai di salute. Cucù, come stai di salute? Oh, ma che dai i numeri? No, io cuculo. Ah, col culo. Sì, cuculo. Senti, volevo dire, io sono Sasà Cucù, ti ricordi di me? Cucù. Oh, Francesco. Oh, dighi. Ma non arrivare più tardi, cerca di mangiare il tempo, mangia e ti fa bene. Cucù, io faccio cucù e tu Oh, cosa ma dici? io ho già mangiato. Sì, ti sei appesantito, ti sei messo seduto. Francesco, io ti faccio cucù, tu cosa rispondi? Io faccio cucà. Cucà? Ehi. E vatta a cucà. Va bene. Vatta a cucà, che è meglio. Vatta a cucà. Cucà. E mentre cucchi che fai? No, perché te cucchi vuol dire che dormi, io cucco vuol dire che trombo, sai, è diverso. Allora, come stai? Seduto? Sì, no. Sto guardando le partenze del giro. Che stai guardando? La partenza del Giro d'Italia, La no? partenza del Giro Da dove parte oggi il Giro d'Italia? Dal Trentino. Dal Trentino? Siamo sulle Dolomiti? Cucù, e chi ha vinto? Chi ha vinto ieri, lo sai? Ecco qua. No, Cucà. Chi ha vinto ieri? Cucù, chi ha vinto ieri? Vabbè, ma dai, mangiato. Ma io lo so chi ha vinto, ma te lo sai chi ha vinto ieri?
La tappa del Bondone, chi l'ha vinta ieri? Sì che l'ho visto. E chi ha vinto? Ha vinto cosa là? Cosa là? Chi? Pensaci bene, dai. Dai. Dai, chi ha vinto? Ha vinto, come si chiama lì? E come si chiama? Cosa vuoi che ne so io? E tu segui il giro e non sai chi vince, scusa. Basso. Ho capito, te guardi solo le partenze, non guardi gli arrivi. Ha vinto Basso. Che maglia ha Basso? Che maglia? Di che? E c'ha la maglia rossa. Ma bravo. E magari il giro lo vince lui. Che dici? Bene, è finita. Ma come si chiama Basso di nome? Che cosa ne so io? Cosa ne so? Ma stai attento, no? Ivan, si chiama Ivan Basso. Vedi che chi è basso vince in Italia? No, c'è stato uno basso che ha vinto qualche cosa ultimamente, cioè ultimamente ha perso, ma poi prima aveva vinto. Chi è quello basso che aveva vinto e per 5 anni? Chi è? Uno basso. È finito. Uno basso. Come si chiama quello basso che ha vinto le elezioni precedenti? E che cosa vuoi che insomma? Come non lo sai? Scusa, ma Francesco, lo sai che Prodi stasera non sarà a porta? Inizialmente era previsto che Prodi andasse a porta, ha rifiutato. Questa è una notizia, è una notizia. Capito? Perché prima c'era stato quello basso, ora quello un pochino più alto, ma insomma più largo, forse non ci vuole andare. Mi senti? Francesco? Ho dato una notizia dell'ultima ora, Sì, nelle 12:56, ma comunque, no, dico per chi ascolterà la replica, indubbiamente. Vabbè, sì, no, lasciamo. Povero Francesco però sapeva basso, di basso lo sapeva, meno male, no, perché a volte uno dice di basso non lo so, e allora, andiamo avanti, Sasà parla con le persone più strane, più particolari, che sono anche più strane di lui, sì, cari amici del G, Sasà è strano, ma sono strani anche loro, che gente c'è in mondo, oserei dire. Sì. Tanto lo dico, è proprio vero. Pronto? C'è Michele. E chi parla? Sono Sasà devo parlare con lui. Quando lo trovo? Se c'è, me lo passi. Ma Michele che cognome, scusi? Scusi, quanti Michele ci sono in casa sua? Uno? Uno. Ecco, ma c'è ancora? Glielo passo. Allora, sembra sia morto, Dio mio, signora. E lei, scusi, chi è? Sasà Michele, vieni al telefono. Parli più forte, è un po' sordo. No, non è sordo, ci sente benissimo. Ma urli più forte perché glielo magari... passo, ecco, grazie. Pronto? Pronto, Michele? Sì, chi è? Come stai, Michele? Sono Sasà. Chi? Sasà, Ti ricordi di me, Sasà? No, Michele, io sono Sasà. Io non mi ricordo di sta. Non ti ricordi? Cosa stai mangiando, Michele? Che devo mangiare? Sto mangiando adesso un po' di pollo. No, non lo mangiare, Michele, no! Il pollo no! Non lo mangiare, sputalo, Michele, sputalo! Il pollo! Sembra un pesce spada di Modugno. C'è la viaria, lo sai? Che non si può più mangiare pollo? Lo sapevi? No, non sapevo niente io. E continui a mangiarlo? No. Sputalo, Michele, sputalo! Ti viene la viaria! Sarebbe il tuo buono, guarda. Tanto è che tu vivi a fare, Michele. Cosa vivi a fare, Michele? Per mangiare il pollo? O per fare che cos'altro? Cosa hai nella vita? La vita non ti ha dato niente più ti darà, ma quel che è peggio tu non darai più niente, mai hai dato qualcosa alla vita. Allora tu sei come un arbusto secco. Via, tagliare, via, Capito? Mangialo il pollo, mangialo.
Mamma mia, che mosciume. Cazzo, c'è mica più il tempo, scusa, che sto a fare un numero? No, è inutile, non riesco nemmeno a finirlo il numero di farlo. Ecco, guarda, non ce la faccio, non ce la faccio. È pure occupato, non ho capito, quindi non c'è proprio tempo. Ah, dopo, mi raccomando, cucù. Buona giornata e ben trovati all'ascolto da Barbara Salandri. Dopo la fiducia, prove di dialogo, ma tra governo ed opposizione si accende lo scontro sui conti pubblici. E l'Istat nel suo rapporto dice segnali di ripresa, ma l'Italia resta un paese vulnerabile. Ehi, ragazzi, che buffare, ostia. Allora, nulla, aspetta la seconda parte del sondazzo col G. Eccomi, sono arrivato. Sì. Senti, andiamo a ruota libera, ovviamente. Ecco, sì, ma certo, che viene. Naturalmente viene sempre qualcosa, no? Qualcosa viene e qualcosa avviene. Sì, ma certo, perché deve avvenire. Sì. L'avvenire, sì. Avvenire, due V, avvenire, che, vabbè, fate, vedo che non risponde nessuno, vedo, va bene, d'accordo, no, figurati, non risponde nessuno, io vado avanti, ugualmente, sì. Eccoci qua. Va bene, vedo che qui invece anche, ma insomma, vabbè, d'accordo, improvvisamente la seconda parte trova degli spazi vuoti che vanno ovviamente riempiti, e a me piace molto riempire gli spazi vuoti, sapeste come mi piace, Sì, penso di aver fatto il numero giusto. Sai, mentre diverse cose magari, perdo anche il numerino. No, bisogna, sai, c'è un'abilità, parlare, fare un numero, e poi già pensare a cosa potresti fare. Ehi, tu, improvvisamente così. Ah, così, ma non era un numero molto buono, era un numeraccio, accio. Va bene, d'accordo. Come vedete, in questa seconda parte non siamo ancora riusciti a metter mano su alcun interlocutore, cioè non c'è verso di parlare con nessuno, almeno per ora. Vediamo un po' i ragazzi. Allora, starà a vedere. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Niente. Hai visto? La seconda parte, la prima abbiamo trovato sempre tutti, e nella seconda non troviamo più nessuno. Perché? Non lo so, Nini, non lo so, troviamone uno. Troviamo un altro, dai, su, che ti devo dire? Lo so, bisogna anche darsi da fare, muovere il dito, sì, muovi il dito, muovilo di più, sì, di più, cossi, che ti gara, ma stai, no. C'è una tastiera qui veramente. Sì. Pronto? Silvio? Sì. Sì, scusi, le devo passare mia sorella. Sì, prego. Devo parlare con lei. Non so se la conosce, ma deve parlare con lei. Ma non so ancora chi è lei. Sì, no, mia sorella Clitoride Pazzo, un attimo. Puoi parlare adesso. È lui. Tu, fatti coraggio, dai. Pronto, Silvio? Sì? Silvio, mio Dio, io sono veramente innamorata di te. Sentire la tua voce, che calore, che calore, mio Dio. Ma che meraviglia. Silvio, ti amo, sei meraviglioso, ho bisogno di avere un contatto fisico con te, e anche non solo fisico, anche materiale, ecco. Silvio, sono Clitoride Pazzo, sono pazza di te. Silvio, dimmi qualcosa, ti prego, dimmi qualcosa. Ma vorrei ridere, ma non ci riesco. Che calore, queste parole mi penetrano profondamente dentro, fino in fondo, fino nel midollo. Oh, che calore, mi brucia,
mi fuma. Silvio, sei un uomo vero, l'unico uomo vero che abbia mai visto in vita mia, ma io ti voglio anche toccare. Ridi, sì, ridi tesoro, fai vedere i tuoi bellissimi denti. Ah, Silvio, che bei denti gialli che hai, mi piacciono. No, sono bianchi. Sì, ma io li vedo gialli, sai perché? Ho gli occhiali scuri. Naturalmente. Perché quando io vedo le cose attraverso gli occhiali sono più tranquilla, più calma, non mi vengono i furori uterini. Che calore, mi vengono lo stesso, ma non tanto quanto se mi lavo gli occhiali sono problemi. Basta. Silvio, amore, ci vediamo oggi. Sì, aspetta, Silvio si è divertito, capito? Si è pure divertito, capito? Come si permette a divertirti alla faccia di una... Sì. Sì, deve scusare mia sorella, è un po' impetuosa, ma in realtà è una bravissima ragazza. Lei Ho dei dubbi? Sì, no, veramente. Dei grossi dubbi? Perché? Lei pensa che sia una puttana? No, guardi. È lei che lo dice. È solo una ninfomane, guardi, non è una puttana. No. Cioè, non si dà per soldi. Ma lei da dove chiama? Io chiamo da molto vicino, anche se noi siamo toscani, una famiglia toscana trapiantata qui, e le devo dire che quando mia sorella l'ha vista, io non l'ho mai vista lei, ma pare che sia un gran bell'uomo. Senta, mia sorella è partita di cervello e anche di vulva, è partita di vulva proprio alla grande, capito signor Silvio? Deve essere anche il suo nome che ha fatto effetto, sa? Silvio. Berlusconi. Ma lei è quello lì? Sì, proprio. Lei è quel Silvio lì? Come no? A me mi sembrava che la voce fosse proprio identica, uguale, ma guarda un po'. Arrivederci, Allora le mando mia sorella alle 5:30. Come no? Certo. Sì, prepari, perché è una furia, un ciclone, un tornado, un tifone. Sì, c'è il tifo. Attacchi il tifo, ma non il tifo arcistico che non va più di moda. Dunque, vabbè, mamma ragazzi, ho sentito. Era quel Silvio lì. E io che pensavo fosse un altro Silvio, ma l'abbiamo beccato in pieno. Avete visto? Lo so, il vero Silvio. Già, l'ha detto lui, ha detto nome e cognome. Ah, c'è poco da fare. Insomma, l'abbiamo avuto. Vabbè, d'accordo, sì, vabbè, che babà, didi, bubu, babà, didi, pelè. Vavà, Didi, Pelé, sono vecchissimi calciatori. A tempi di Vavà, Didi, Pelé, era uguale, non lo so. Vabbè, sono calciatori brasiliani, Vavà, Didi, Pelé. E fu fatta anche una canzone, proprio Vavà, Didi, Pelé. La cantava il quartetto Cetra, tanto per cambiare. Dunque, vai, su. Non c'è nessuno, lo vedi? Io penso che dopo Silvio un Emilio ci stia proprio bene, no? Sì. Ho visto Emilio Fede al telegiornale, lo chiama ancora Presidente del Consiglio, poi si riprende, dice un film ex. ai. Emilio. Oh, sarà Emilio questo qua. Ragazzi, in questa seconda parte ho potuto parlare solo con Silvio, Non c'è stato uno che abbia risposto, ma siccome gli Emilio sono due, prendiamo anche il secondo, vediamo se troviamo, ne ho trovati due nella stessa pagina, ci saranno anche di più in questa città, vabbè, vediamo un po', vedi Emilio, c'è il telefono già con Silvio dice ma ha chiamato Clitoride pazzo, che devo fare? Vedi, a volte no, sì, vabbè, andiamo oltre, perché qui non c'è possibilità di interpellare personaggi così famosi, così importanti, e per ora dobbiamo constatare che abbiamo parlato solamente con una persona in questa seconda parte, anche se insomma stiamo andando avanti, capito? Purtroppo improvvisamente l'estate scorsa, questo è un vecchio film, improvvisamente l'estate scorsa, chi c'era in questo film? Chi c'era? L'estate scorsa c'era cosa?
Ah, sì, c'è anche la cosina, sì, esatto. Anche questo non risponde. Vado in lavanderia, allora, che ti devo dire, trovare una lavanderia, proviamo una lavanderia, ma non si sa mai, a volte le lavanderie, appunto, va bene, dai. Telecom Italia. No, la lavanderia, io voglio la lavanderia, fammi rifare il numero, magari l'ho fatto male, non è proprio quello della lavanderia, ho sbagliato un attimo, ho fatto un numero ma non lo so, secondo me Telecom Italia. Lo sapevo, niente. Allora d'accordo. Qui ragazzi c'è qualcosa che non quadra, Nella prima parte rispondevano tutti, nella seconda solamente Silvio, non c'ha più nulla a fare Silvio, e allora ho trovato un dottore, si può esporre il caso della palla umida, ma certo, proviamo col caso della palla umida, tutto può darsi, tutto si può fare durante una parte a ruota libera, cioè la seconda del sondazzo del G. Devo combattere contro i mostri, no? Come Sinbad, il marinaio, nei film degli anni 50, sì, 60, 70. Pronto? Buongiorno, c'è il dottore, per favore? Scusi? Il dottore. Ma chi parla? Come che parla? Io cerco Oreste, dottor Oreste. Sono la figlia, chi parla? Sì, sono un paziente. Perché io ho il problema scusi, della palla umida. Mio papà sono anni che non esercita più. Ah, ma è un medico comunque. Dentista, ecco. C'ho qui una palla umida qui, cioè praticamente un ascesso, ecco. Mi è gonfiato una palla così. Vado al pronto soccorso. Sì, ma un dentista non può fare qualcosa? Ma mio papà sarà 15 anni che non lavora più. Ha fatto un sacco di soldi prima, dice ora mi riposo. I dentisti, quello che incassano i dentisti lo sanno solo loro. Se lei si è alzato col piede sinistro non è colpa mia. No, io poggio l'uccello prima e poi i piedi quando scendo dal letto. Accidenti però. Ma guardate, come mai? Questo non esercita più. Io c'ho la palla, in questo caso era diventata una palla di ascesso. Io veramente, insomma, è facile che poggi veramente il sinistro prima cioè quando mi alzo, perché esco dal letto sempre dalla parte sinistra, quindi il primo che va giù è il sinistro, davvero, guarda. Oh via. Pronto signora, buongiorno, c'è il dottore? Chi desidera, scusi? Il dottore, signor Attilio. No, ma chi parla? Sono un suo paziente. Ah no, guardi, non è possibile. Perché? Perché mio marito è mancato. Ma sono già diversi anni. Mi dispiace tanto signora, guardi, perché io avevo cercato anche Oreste, siete della stessa famiglia? Sì, ecco, sì, Oreste, fratelli. Sì, fratelli. Lui non esercita più, quest'altro mi dispiace, sa signora. Ma che è un dentista? Era un dentista? Era un dentista, vero? Sì, perché io ho una palla qua, un ascesso, signora. Vabbè, allora niente. Mi deve scusare. Palla umida. Ragazzi, ma è la stessa famiglia, stesso cognome, 2 dottori, 2 dentisti che poi alla fine uno è morto e eppure leva il nome, leva anche il o leva anche solo il se tu non sei più vero? Non lo so. Vabbè, d'accordo, ok. Vabbè, vedi, una cosa confortante è questa, anche i dentisti muoiono. No, questo è molto importante. No, perché quando tu vai dal dentista tu dici tu ti pigliasse, anche i dentisti muoiono. Oh, sia ben chiaro. Pronto? Buongiorno, c'è il dottore? Il dottor chi? Il dottor Profumo, Riccardo, Giorgio? Giorgio. No, in questo momento in ufficio, con chi parlo? Sì, no, senta, sono un paziente. Ah, ma lei sbaglia. Allora. No, sono paziente nel senso che io sono stato fin troppo paziente con lui, ecco, capisce? Ora bisogna che arrivi al dunque qua, se no qui non possiamo andare avanti, perché lui è dottore in?
Mio marito lavora in E il dottore in? in economia e commercio. Economia e commercio, appunto, non mica ha sbagliato. Sa. Ecco, appunto, io sono stato fin troppo paziente, ecco, perché le mie economie stanno andando male, i miei commerci stanno andando male, e quindi mi ha detto: ti sistemo tutto io, non ti preoccupare, telefono a Moggi e faccio questo e faccio quest'altro. Ma poi, alla fine, io qua sono rimasto col culo per terra, signora. Io adesso non so. Non c'ho più nemmeno le sedie per stare a sedere, mi hanno pignorato tutto, signora. Ma pensa che sia di mio marito? Certo, suo marito mi ha promesso mari e monti e non mi ha dato nemmeno una pisciatina di lago, capisce? Questo è il punto, e io qua come faccio? Dice telefono a quello, telefono a quell'altro, sì, vabbè, telefono a Silvio, telefono a Romano, telefono a Luciano, che poi è il più importante di tutti. Però, signora, dico la verità, magari avrà telefonato, magari l'hanno anche intercettato, ha fatto il mio nome e ora ci vado di mezzo anch'io, Ma io non... Senta, come si fa, signora? Io adesso pensavo, capisci che... Sì, poi mi ha detto telefono a Emilio, telefono a Fedele. Ho capito. Sì, mi ha detto poi telefono a Walter. Ma ora è all'ospedale Walter, poverino. E poi mi ha detto telefono a Piero, mi ha detto a Piero, sì, ma lui non l'hanno messo nemmeno nel governo, ho detto cosa telefono a fare a Piero? Scusa, sì. Ma telefono a Massimo, e ho detto telefono a Massimo, ma sai, con Massimo non me la dico troppo. Allora se non telefoni a Massimo, abbi pazienza, no? Almeno a Clemente, telefono a Clemente, gli ho detto io. Sì, quello lì, ma mi dice, quello lì, ma magari quello ti risolve, capito? E io non lo so. Io ora non saprei cosa dirle perché io sono, capisci, in casa. Sì, lei è in casa perché lui doveva telefonare a tutti questi personaggi qua, insomma, sinceramente, Ma senta, se mi può lasciare il suo nome, guardi, io lo riferisco a mio marito. Sì, l'ultima cosa che le dico, dovete fare ad Antonio, no? Antonio, sa, sì, quello lì. Antonio di dove? No, di dove? Di Pietro. E non mi ha telefonato nemmeno a lui. Come si fa? Sì, ha capito, signora? Qui la situazione è tragica, no? Capisce? Lei mi sta chiamando da Genova dai dintorni, da Cornigliano. Presente Cornigliano? Così sì, io c'ho anche le corna, purtroppo, lo so, a Cornigliano qui siamo tutti cornuti, ma non importa, io mi trasferirò a Nervi, no? A Nervi abbiamo tutti i nervi, capito? Lo so, vede come siamo nei dintorni qua, è un problema, sì. Poi sono andato a Rapallo e non c'ho più un pelo sul pube, a Rapallo, signora, o come si può fare qua? Senta una cosa, se lei mi lascia il suo nome e cognome, io poi faccio chiamare... Sono Sanremo. Lei come si chiama? Sanremo. San di nome, Remo di cognome, sono il fratello di Romolo, sempre San però. Cioè, no, scusi, San è il cognome, San è il cognome, Remo è il nome, Romolo è il mio fratello, sì. Senta, l'ha vista la lupa? No, perché io avevo voglia di sciucciare un po' di latte, ma qui la cosa è un pochino, come si dice? Va bene, abbia pazienza, signora, adesso la devo ma ci ha capito qualcosa? Ma, signor, io non lo so, io non ci ho capito niente, nemmeno voi. Ma che ti devo dire, la signora poverina tanto gentile, tanto carina, però era troppo gentile, troppo carina, troppo, veramente troppo, chop. Beh, vabbè, d'accordo, andiamo avanti, sì. Lo so. Telecomitati. No, dai, che questo è un prete, fammi chiamare il prete, c'è scritto Don? Forse è un fiume, o forse è un prete, non so, o forse è un rintocco di campana. Allora ho capito, niente da fare, ho detto Don, purtroppo, vedete, a volte dal mistero. Dunque, sì, andiamo a fare altri numeri.
La fantasia si sbriglia nel più gran... sì. Me ne è mancato uno di tutti quelli che ti ho detto a cui doveva telefonare, davvero. Però mi ricordo il nome di battesimo, capito questo? No, è strano, Come mai non mi ricordo il nome di battesimo di Rutelli? È così insignificante che non mi ricordi nemmeno il nome? Gianfranco. Giampiero, no, non lo so, come si chiama Rutelli, ragazzi, di nome? Ma ragazzi, un buco, c'ho un buco. No, cosa avete capito? C'ho un buco nella testa, un vuoto di memoria. Non pensate subito a certe allusioni, ecco, sai, che me lo stanno dicendo, cra. Sì. Francesco, ma certo, vedi? Grazie. Voi siete fantastici. Lo so. Sì. Pronto, buongiorno, Giovanni, che fai? Sono Francesco. Mi senti? Che hai? Domani ci vengo a trovarti, chissà, se tu sei così gentile da dirmi, vien qua. Pronto? Sì? Ah, scusi, ho appena appreso adesso che il nome di Rutelli è Palmiro. Scusi, mi sente? Sì. Sì, buongiorno. Sta bene? Sta bene? Sì, io grazie, lei? Non c'è male, però io dovevo telefonare a Francesco, no? Poi io mi sono accorto che Francesco ero io. Allora ho detto, ma come si chiama Rutelli di nome? Non lo so. Palmiro Rutelli. Palmiro Togliatti. No, Alcide Rutelli. Alcide De Gasperi. Aspetti, mi faccia Giulio. Vabbè, senta, no, si chiama Giulio Rutelli. Dica la verità. Non ho molto tempo, abbia pazienza, mi sto piccando. Amintore Rutelli. Sì, no? A fare un giro, Ma come? Ma io non lo so, ma io cerco di capire, di ricordare, ma Francesco ero io o Francesco era lui? Ma, senti, io non capivo nulla. Amintore Rutelli. Sì, no, ma qualcuno mi ha scatenato questa ridda di nomi chiamandolo Palmiro, con un raro senso dell'umorismo. Dunque, andiamo avanti con... una salumeria, sarà aperta? Io penso proprio di no. Proprio di no. Perché poi i negozi li chiamo casomai nella seconda parte, e la seconda parte è più facile che siano chiusi rispetto alla prima, perché ormai sono le 13:31, le 13:31, vedi, è inutile, basta così, facciamo un altro numero, sì, no, abbiamo del tempo, abbiamo del nastro, quindi abbiamo del tempo, sì. Nastro azzurro. Ma quella è birra, d'accordo, sì, ma insomma, probabilmente la migliore mi sembrava, ma io non bevo, che ne so io, vabbè. Buh. Vai, forza, io... che male. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno, c'è Elio. Chi parla? Sì, sono Tese. Chi parla? Lui mi chiama Tese, ma mi chiamo Teseo. Sono Teseo. E mio marito lo conosce? Sì, mi chiama Tese. No, non la conosce. Sì, ma come fa a saperlo? Scusi lei, signora. Sono sua moglie, prego. Ma sono sua moglie, la moglie è l'ultima a sapere le cose, Sono sua moglie, lei dice che lui non conosce nessun Teseo, ma sta una sega io, sta una sega lei, secondo me. Scusa, come fa a sapere? Cioè, queste mogli con queste certezze mi danno un fastidio, proprio mi urtano, scusa, ma che poi sono più le mogli che hanno certezze rispetto ai mariti. I mariti hanno sempre qualche incertezza, sì, anche quando guardano i propri figli. Ma le mogli hanno delle certezze granitiche, monolitiche. Guarda, io ho richiamato, ma questa non viene più, e non fa vedere nemmeno il povero Elio, perché Elio è un succube di quella donna, quella carabiniera, quella marescialla, e non c'è niente da fare, guarda, è un succube. Lei gli impedisce persino di rispondere al telefono a
qualcuno che sta cercando. Dice non conosce nessun Teseo, e allora, ma come non conosce nessun Teseo? Ma abbi pazienza, prima cosa ne sai? Seconda cosa, se uno vuol parlare con tuo marito, passaglielo, anche se non lo conosce. Ma insomma, non capisco, va bene, d'accordo. Non capisco, dice, ma mi adeguo, dice qualcuno, e quindi devo adeguarmi per forza perché loro hanno il coltello dalla parte del manico. Quando invece vogliono averlo dalla parte della lama, insomma, è una loro scelta, cioè è quando poi mi danno corda, ma hanno proprio questa prerogativa, no? Il telefono è come il telecomando, puoi cambiare, puoi spengere, puoi riattaccare. Pronto? Guglielmo? Chi parla? Guglielmo? Chi parla? No, è Guglielmo o no? Perché devo dire una cosa importante a Guglielmo. Io voglio sapere chi è. No, se sei Guglielmo parlo, se no non parlo. Allora io, guardi... Se tu sei Guglielmo ti dico una cosa importante. Dimmi una che cosa ti riguarda. No, dimmi se sei Guglielmo. Io, guarda, dimmi chi sei tu. Allora vaffanfulo, va bene? Vaffanfulo. Te sei un emerito cremino, è un testa di lazzo, hai capito? Ho capito. Ecco, te non ti devi permettere, capito? Di non dirmi chi sei o chi non sei. Certamente, non mi devo permettere. Ma sei un nerdaiolo, pezzo di nerda, hai capito? Scronzo. Può essere. Scronzo, ecco, diciamo le cose come stanno. Guarda che io ho ancora da capire chi sei. No, io devo capire chi sei perché te l'ho chiesto prima. Tu sei Guglielmo? Ma tu chi sei? Ma cosa? Ma prima rispondi tu, perché io devo parlare solo con Guglielmo. Io devo sapere con chi parlo. Ma te sei proprio un pezzo di nerda, Sì, proprio un grande scronzo, Sì. Un nerdaiolo. Porca puttana, ma la cosa è impressionante. Sei anche un figlio di tuttana, Sì. Figlio di Croia, Sì. Davvero, allora, chi sei? Imbetille, vaffanfulo. Sto a aspettare. Cosa? Che? Per sapere chi sei. No, io sto aspettando di sapere chi sei e chi non sei. Guarda. Sei Guglielmo o non sei Guglielmo? Allora, guarda, non riusciamo a risolversi. Non ne facciamo niente. Tu sei un rotto in tulo. Anche. Ecco, anche. Perché a me si caga meglio. Ah sì? Perché tu c'hai il tulo? Tu c'hai il tulo? Ah, tu possiedi un tulo? Tutti lo possediamo. No, ma spiegami che cos'è allora, perché... No, spiegami che cos'è perché non ho capito cosa sia il tulo, capito? Cioè, ha capito no? Non hai capito niente. Allora te lo dico io, sei Guglielmo, tu sei Guglielmo, ma non capisci un tubo segoso. È vero, non capisco. Non capisci? Senti, ridi anche. Tu sei consapevole della tua inconsistenza cerebrale? Sì, completa afasia. Afasia? Senti che bella parola, Bella, afasia. Cioè, sono quelli che dicono afasia e quelli che dicono anche cerebrale. Chi è che dice cerebrale? Non so chi lo dice. Ma qualcuno lo dice, Magari tu. Come si dice, cerebrale o cerebrale? Ma chi sei? Perché non lo sai? Non sai? Io, guarda, nell'intero globo terracqueo non ho trovato mai uno come te, capisci? Perché tu non magari... È anche vero che io sono uno che ce ne pochi, ecco, effettivamente. Meno male. Comunque volevo dire, ma tu magari sai anche che cos'è il globo terracqueo? Lo sai? Sì. Che cos'è? Che lo sai? Certo. Cos'è? È solo globo terracqueo. E che cos'è? Che vivo su un globo pieno di terra e pieno di acqua. È un globo? Dovrebbe. Sì, ma che cos'è effettivamente? A cosa si riferisce questo termine? Questo è più difficile da spiegare. Se tu dici un globo pieno di terra e pieno di acqua, scusa, ma non mi dici nulla. Ma a Toscana cos'è? C'è il globo terracqueo o no? Certo che c'è il globo, anzi, ecco. Da noi c'è ancora di più che da voi. Viva la Toscana la vi fa neri, capito? Quella striscina lì, zzz, che bussiè, Non c'è niente da fare. Che bussa la striscina? Avrete sempre complesso. Striscina la notizina. Complesso, voi toscani, Il complesso di che? Il complesso? Della Liguria? Della Liguria. Ma questa è bella. Il Toscano si sta compresso la Liguria. Vai. No, scusa se te lo dico, ma Bussè, voi liguri ci avete compresso la Toscana. Dimmi un genio ligure, dimmi un genio famoso. Forza. Non lo so, facciamo un nome a caso. Sì.
Se riusciamo ad aver avuto la possibilità di conoscere Bush, lo dobbiamo a Rigmure. Guarda, di questo noi Cristoforo Colombo lo ringraziamo, non finiremo mai di ringraziarlo, di averci fatto conoscere Bush. Lo sai che ti dico? Cucù, 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 cucù. Ehi, volete il GIP per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52. Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333 e bischera tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.